dopo si è lavorato. Non solo il numero dà la qualità di una manifestazione, però vedi, la cosa importante è che oggi, se fossi stata 2 settimane fa non l'avrei potuto fare, ma oggi tornando dalla Sicilia, facendo una conferenza con un grande scienziato del DNA, lui mandandogli un SMS ha detto, perché gli ho mandato questa storia, ha detto faremo qualcosa per capire il perché nasce. Successo, capite anche voi, ho difeso. Che hanno preso a cuore la situazione di una bambina che si chiama Bianca, e non mi dilungherò qua a spiegare tutte le varie difficoltà in cui molto semplicemente in maniera spontanea i referenti comunali hanno deciso che bisognava fare un qualcosa. E prima ancora di decidere cosa fare era già stato organizzato quasi tutto. Non so cosa ne pensi della serata, ma dopo che se senza quid siamo riusciti a fare tutta sta bella roba, immaginati cosa faremo. Confermo chiaramente quello che ha detto Angelo, perché è stato al mio fianco per tanto tempo, è stato un grandissimo collaboratore, mi ha sempre dato una mano, è sempre stata una persona onesta e ha sempre dato tutto il tempo che aveva disponibile per voi e per il progetto. Dicevo, grazie, sono io a dirlo ad ognuno di voi, perché la cosa più bella, insieme a manifestazioni come questa che ci sono in tante parti d'Italia, ma dovete capire che siamo ancora, fino all'arrivo del Quid, un'armata Brancaleone. Un'armata Brancaleone che però ha fatto cose mirabolanti, che se oggi sono qui, se oggi c'è questa unione di cuori, non so se per Bianca, ma sicuramente per tutti quelli che soffrono come Bianca o che potrebbero soffrire come Bianca, il professor Tedeschi troverà sia perché è successo e sia come risolvere il caso. Io questo lo sento dentro. È un onore essere qui in mezzo a voi, è un piacere poter fare qualcosa per qualcuno, perché per me l'artista deve essere questo, deve essere umile e se ha una dote metterla a disposizione degli altri. 1950 euro. Grazie a tutti, grazie. No, il grazie di queste piccole monetine che arrivano a formare queste cifre e che riempiono il cuore di persone così toccate da una parte ma così piene di amore dall'altra, perché quando ho parlato con questa nonna, con questa mamma per la sua bimba, con una bimba altrettanto amorevole e meravigliosa, con un nome meraviglioso, Bianca, quindi il coraggio che posso dare io in questi casi è minimo, forse nullo, però lo sento dal cuore. Ripeto, oggi grazie a tutti noi siamo riusciti a mettere in contatto Bianca, i suoi genitori, i suoi nonni, eccetera, con uno dei più grandi scienziati del mondo. Questo.